essere. Tragedia a San Giorgio in Bosco, 38enne prende a martellate la moglie dalla quale si stava separando e credendolo morta si impicca. La donna è grave in ospedale e il dramma davanti al figlio. Aveva inneggiato l'ISIS agli attentati di Barcellona, fermato dalla polizia, non può essere espulso perché è in corso l'iter per lo status di richiedente asilo. Nuova ondata di maltempo in Veneto, nubi fragi e grandinate dal veneziano alla Marca Trevigiana. Nel Veronese i vigili del fuoco salvano mamme e bimbo intrappolati nell'auto allagata. Nei nidi comunali di Verona problemi per alcuni bimbi senza documentazione sulle vaccinazioni, i genitori attaccano piccoli discriminati, il comune strumentalizzazioni. I carabinieri arrestano 2 nigeriani con l'accusa di aver ridotto in schiavitù con le credenze voodoo alcune ragazze per farle diventare prostitute. Il traffico dei camion dei cantieri della Pedemontana mettono a rischio la stabilità di un borgo a Vedelago. Una giovanissima telespettatrice chiama Antenna 3 per lanciare un appello a Zaia. Mostra del cinema al Lido in serata, la star più attesa George Clooney è arrivato a Venezia con la moglie Amal. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, tragedia a San Giorgio in Bosco, un 38enne prende a martellate la moglie dalla quale si stava separando e credendola morta si impicca, la donna è grave in ospedale, il tutto sotto gli occhi del loro piccolo bimbo. Ha preso a martellate la moglie nonostante lei avesse in braccio il figlio di appena 14 mesi. Una furia cieca quella di Stojan Ropkanin, 48enne bosniaco da tempo residente nel Padovano. La tragedia si è consumata in giornata in questa villa in via Peschiera a San Giorgio in Bosco. L'uomo, mentre parlava con l'ex moglie da cui si era separato alcuni mesi fa, ha perso la testa. Con un martello ha colpito al volto la 39enne. Lei è caduta a peso morto schiacciando il figlio più piccolo che stava tenendo in braccio. Un tipo schivo, Stojan racconta un vicino, ma che non aveva dato, almeno all'esterno, segni di instabilità. Ha visto l'ambulanza? Sì, ne ho visto 2 o 3, addirittura anche l'elicottero. Una volta, anni indietro, gli era un pizzaiolo, che aveva una trattoria e faceva pizzaiolo. Adesso non posso sapere che lavoro fece. Lo conosceva? Di vista. Siamo vicini di casa, lo conoscevo di vista. La donna, dopo essersi rialzata, si è salvata rifugiandosi dal fratello che abita nella stessa bifamiliare. Stojan invece, credendo evidentemente di aver ucciso la donna, si è impiccato nel garage di casa. Sul posto sono accorsi i carabinieri. La giovane donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero, poi, vista la gravità della situazione, è stata portata a Padova per un controllo più approfondito e un eventuale intervento nel reparto di neurologia. Il bambino di 14 mesi invece è stato portato al reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova, dove attualmente rimane ricoverato. Rimaniamo nel Padovano, aveva inneggiato all'ISIS e agli attentati di Barcellona, fermato dalla polizia, non può essere espulso, sentite perché. Diventa paradossale e pericolosa l'espulsione dell'uomo che ha inneggiato all'ISIS e agli attentati di Barcellona ai Giardini dell'Arena. Già, perché il 22enne del Gambia non può essere espulso. Dopo una notte in cella è stato liberato. Il processo sarà celebrato il 6 settembre prossimo, ma nel frattempo il giovane africano è libero. L'unica misura che dovrà osservare è il divieto di dimora in Veneto. La questura di Padova sta studiando la sua posizione perché al momento non può essere espulso. Bakari Marong ha fatto ricorso al primo pronunciamento della commissione che si riunisce per valutare la legittimità delle richieste da parte dei richiedenti asilo. Questo ricorso impedisce qualsiasi azione nei suoi confronti, fino alla sentenza finale del giudice. È evidente però che questo rappresenti un problema di sicurezza in un momento storico di allarme generale legato agli attentati terroristici. E stamattina in centro i padovani erano scandalizzati per il fatto che è comunque riconducibile ad una normativa internazionale in vigore anche in Italia. Sentiamo. Scandalizzati e di poche parole sulla vicenda già detta paradossale della impossibile espulsione del 22enne del Gambia, fattosi prendere dalla polizia mentre dalle parti dei Giardini dell'Arena inneggiava in pubblico all'ISIS e all'attentato di Barcellona.
Una cosa incomprensibile in un periodo in cui l'apologia della jihad diventa più che mai pericolosa. Mi lascia molto sconcertata, è un tema però complesso da affrontare in questo momento, in 2 parole non si può. Grazie. Però sicuramente è una situazione critica. In questi casi, tenendo fermo il fatto che bisogna dare accoglienza alle persone che sono a rischio di vita, quando si infrange la legge, proprio per evitare di distinguere le persone che si comportano male da quelle che si comportano bene, bisogna agire in modo fermo e preciso, e quindi avere un atteggiamento, se vogliamo, molto rigoroso, insomma, soprattutto per evitare che poi questi comportamenti generino invece la reazione opposta. La legislazione non è contorta, la legislazione c'è, bisogna solo applicarla. Ma è stata applicata, a quanto pare. Hanno fatto bene ad applicarla. Secondo me non bisogna essere troppo tolleranti, ma nemmeno troppo intolleranti. Ancora ennesima ondata di maltempo nel pomeriggio di oggi che ha flagellato il Veneto. Tra le province maggiormente colpite il Veronese. Poco prima delle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti a San Giovanni Lupatoto lungo un innesto della statale 434 in direzione Rovigo per soccorrere gli occupanti di 2 autovetture rimaste bloccate in un sottopasso allagato. Una delle 2 auto erano occupate da una donna incinta e un bambino, tratti in salvo, come vedete dalle immagini, dai vigili del fuoco. Mamma e figlio per precauzione sono stati portati in ospedale per un controllo. In provincia di Verona una trentina le richieste di intervento arrivate dalla sala operativa del 115 per allagamenti, alberi pericolosi a Verona, Zevio, Caldiero, San Giovanni Lupatoto, che stanno impegnando i pompieri veronesi dal primo pomeriggio. Un fortunale si è anche abbattuto tra il Veneziano e il Trevigiano. Il centro del capoluogo della Marca è stato flagellato da una violenta grandinata e da forti raffiche di vento. In provincia di Venezia intenso nubifragio a Mestre con grandine talmente fitta da ridurre la visibilità. I vigili del fuoco hanno ricevuto richieste di intervento per allagamenti nella zona di Fossalta di Portogruaro. Ed ora andiamo a vedere le immagini dell'albero che ieri sera è caduto su uno dei campi coperti dal tennis club di Villa Margherita a Treviso, dove era in corso una partita. Ieri sera purtroppo abbiamo sentito un grande tonfo verso le 21:30-22 ed è crollato questo albero che potete vedere qui alle mie spalle. Si è rischiato grosso ieri sera all'Euro Tennis Club a Villa Margherita. A causa delle forti piogge di ieri il terreno ha ceduto sotto un grosso tiglio selvatico che si è abbattuto sul tendone dove si stava giocando una partita di doppio. C'erano delle persone anche in campo e per fortuna non ha creato grandissimi danni in quanto la struttura ha colpito, l'albero ha colpito un angolo e di conseguenza da questa mattina siamo attivati con le autorità e con gli organi istituzionali per la rimozione, per la messa in sicurezza della nostra area. Siamo stati fortunati, diciamo che nella sfortuna siamo stati fortunati che ha proprio preso l'angolo e di conseguenza la struttura ha retto senza provocare danni né alle persone né a chi insomma vi era di passaggio. Al Comune si chiede ora un monitoraggio degli alberi del parco, di recente sottoposti a una manutenzione anche molto discussa. Accanto a quello caduto c'è un tiglio gemello che ora potrebbe essere abbattuto. Anche quest'albero è sano, però non possiamo correre rischi perché addirittura questo punta è sbaricentrato verso il centro del parco dove ci sono delle panchine, per cui prima di tutto la sicurezza e dopodiché piange il cuore perché vedremo di salvarlo assolutamente, però non a rischio delle persone. Ma i tanti alberi caduti lungo le strade, nelle aree pubbliche, nei giardini durante i fortunali dell'estate impongono una riflessione più ampia. Il monitoraggio degli alberi è possibile? Va ripensata la manutenzione degli alberi? Ma non è che deve essere ripensata, dobbiamo potenziarla ma continuare quello che stiamo facendo. Non è che il settore verde sta dormendo e aspetta che cadi un albero. Stiamo monitorando tutto il comune di Treviso e soprattutto tutte le ville, anche quelle private che sono a rischio. Il rientro dalle vacanze ha causato rallentamenti e code sulla rete di autovie venete con 10 km in A4 direzione Venezia dal nodo di Palmanova, dove per fluidificare il traffico ha operato una pattuglia della polizia stradale. 11 km di coda in A23 con uscita consigliata a Udine Sud per chi arrivava da Tarvisio, con transiti che hanno sfiorato i 2000 all'ora.
In alcuni nidi comunali di Verona il primo caso di bimbi rifiutati a scuola perché senza documentazione sulle vaccinazioni. I genitori attaccano, la scadenza era stata anticipata senza una delibera. I bimbi discriminati per un intoppo burocratico. Sentiamo. No, il bimbo non può entrare, oppure venite a riprendervi il bimbo. E ancora, il piccolo che entra in classe ma viene tenuto separato dagli altri. Ce n'è abbastanza per far infuriare un genitore, 15 per la precisione, per 2 dei quali la risoluzione finale è stata quella di far rientrare il bimbo a casa. Mamma e papà i cui figli non erano totalmente vaccinati e che ora accusano di discriminazione e ghettizzazione i dirigenti di alcuni asili nido comunali di Verona, segnalando la vicenda all'associazione Corvelva, che ribadisce di non essere contraria ai vaccini, ma alla legge Lorenzin. Tocca alla città Scaligia registrare il primo caso di scontro sui vaccini obbligatori e per motivi prettamente cronologici, perché il comune, racconta l'associazione, ha deciso, senza alcuna delibera ma in modo autonomo, di anticipare per i servizi della prima infanzia al 21 agosto 2017 il termine per consegnare la documentazione utile, che invece per legge ha il limite temporale dell'11 settembre. Motivi logistici per l'apertura di alcuni nidi, con un problema. Il Comune di Verona aveva messo sulla sua home page del sito, però niente delibere, cioè una paginetta sul sito del Comune, aveva posto come limite il 21 di agosto per consegnare la documentazione. Naturalmente molti genitori erano in ferie il 21 e molti altri non lo sapevano mica, perché non tutti stanno sul sito del Comune a guardare sull'H24. Così ieri mattina è successo il finimondo. Queste mamme qua che hanno accostato il bambino alle insegnanti del nido si sono viste chiamare dicendo che dovevano portarli via i bambini, venirsi a ritirare i bambini perché non potevano, avevano ricevuto direttive che non potevano tenerli. Anche perché, dice l'associazione, il Comune aveva ribadito come il limite del 21 agosto non fosse decisivo, visto che la legge fornisce altre date. Un conto la burocrazia, attaccano le mamme, altro invece la discriminazione. Abbiamo trovato maestre che sono tenute amorevolmente il bambino, ripeto, amorevolmente, il bambino separato dal resto dei bambini. Avevano istruzioni dal Comune che non avrebbero potuto dar da mangiare al bambino. Non ce l'abbiamo con il Comune, ma con lo zelo ferreo di alcuni dirigenti attaccano, una battaglia che avrà conseguenze legali. Contro chiunque, noi pensiamo, abbia leso non solo i diritti, ma anche la dignità del bambino. E nel pomeriggio è arrivata la replica dell'assessore all'istruzione del Comune di Verona, Stefano Bertacco. Prendo atto con rammarico della strumentalizzazione di alcune famiglie sul tema vaccini. Scrive in una nota: la richiesta dei documenti entro il 21 agosto è stata fatta solo ed esclusivamente a tutela dei bambini per garantire loro fin dall'inizio dell'anno scolastico una linearità di percorso che evitasse mutamenti dannosi per il sereno insediamento dei piccoli. La data è stata stabilita per questioni organizzative, visto che i nidi hanno aperto il 1° settembre e abbiamo addirittura anticipato la circolare ministeriale diramata nella tarda serata di ieri dal Ministero, che chiariva definitivamente quale fosse la documentazione da presentare. Credo sia opportuno che i veronesi sappiano, continua, che i bimbi sono stati accuditi, hanno mangiato e sono stati costantemente seguiti da un operatore come da prassi e con la sensibilità e l'accuratezza che ogni giorno caratterizza l'operato del personale. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Padova. Il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni rifiutano la proposta di Padova Est come sede del nuovo ospedale. Si sono messi in una situazione complicata e rispuntano anche le altre proposte della provincia. Tra retromarce, ideologie e dichiarazioni varie, ora sull'ospedale di Padova la confusione è totale. Il sindaco e il vice sindaco, in parte rimescolando le carte, vogliono un nuovo su vecchio, già bocciato dai tecnici, e così ora regna il caos. E noi facciamo un viaggio tra i sindaci e i politici del territorio. Potrebbero perfino riaprirsi le porte a Saonara, che si era candidata in tempi lontani.
Saonara comunque rimane, come dire, una proposta alternativa se i padovani non vogliono un nuovo ospedale a Padova e vogliono tenersi quella casba che è l'attuale Giustinianeo. Ecco, io credo che noi ribadiamo con forza la necessità di avere una nuova struttura ospedaliera che sia logisticamente compatibile con le esigenze della vita attuale. La provincia, pur di mandare avanti il progetto, si era astenuta nella votazione sulla sede, ma non aveva mai nascosto di considerare l'area dell'aeroporto completamente pubblica la più adatta. Gli studi e analisi delle aree che erano state sottoposte, l'aeroporto per noi era quella più ideale, quella che aveva i requisiti migliori, prioritariamente perché è pubblica, è totalmente pubblica e di fatto ha tutti i requisiti tecnici che supera anche tutti i problemi di vari vincoli. Quanto all'opposizione, il Movimento 5 Stelle si propone come arbitro e critica Giordani: no nuovo su vecchio, sia Padova Est, basta perdere tempo. Io invito tutti i rappresentanti politici locali ad un tavolo, quindi Bitonci, Giordani, Lorenzoni, se necessario anche da arbitro il 5 Stelle, per cercare una soluzione. Intanto in questi 10 anni sono stati fatti 3 ospedali nuovi, Mestre, Schio e Schiavonia, e ristrutturati almeno altri 3. Quindi probabilmente si sono spesi i quattrini per 2 o 3 nuovi ospedali per Padova. Attenzione, il pericolo che Padova perda l'opera è concreto, il cerino torna nelle mani del sindaco. Noi siamo a favore di Padova Est, in quanto una zona che è già stata individuata e quindi favorevoli a questo, ma come vede c'è un immobilismo, ci sono delle ideologie, siamo già in campagna elettorale per le prossime politiche. Siamo ora alla cronaca dal Vicentino. 2 nigeriani sono stati arrestati con l'accusa di aver ridotto in schiavitù alcune prostitute. Sentiamo. La tratta delle schiave del sesso, ragazze costrette a vendere il loro corpo dopo essere state picchiate e minacciate con riti voodoo. I carabinieri di Vicenza hanno messo le manette a 2 nigeriani, una donna di 34 anni e un ragazzo di 27, indagati in concorso tra loro per tratta di persone, riduzione in schiavitù, trasporto e ingresso illegale nel territorio nazionale di cittadine nigeriane, tra cui alcune minorenni. E poi favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e addirittura procurato aborto. Dopo il nulla di fatto dell'altro ieri, occupazione della fabbrica da parte dei lavoratori dell'ex tintoria Martelli di Vedelago, un'impresa che potrebbe riprendersi dopo il fallimento, affermano gli operai che accusano la nuova proprietà di voler deliberatamente farla morire. Sentiamo. L'avevano annunciata e da ieri pomeriggio la stanno mettendo in atto. L'ex tintoria Martelli di Vedelago da ieri è occupata. Operai sul piede di guerra dopo che dall'incontro con la proprietà nella sede di un'industria non c'è stata alcuna apertura. Stabilimento destinato a chiudere definitivamente, trasferimenti nel Veronese e a Toscanella, in provincia di Bologna. Bandiere e cartelli all'esterno dell'entrata principale, come mai era successo in oltre 30 anni di impresa. Si presentava così nel 1987, quando come nel resto della Marca era un fermento di imprese che crescevano a volte in maniera disordinata, partendo dal laboratorio ricavato da una vecchia stalla o da un garage. Immagini che testimoniano come se da un verso abbiamo pagato in parte con l'ambiente la nostra crescita economica, dall'altra dimostrano quella volontà di crescere tutti assieme, quando il Paroni in realtà era il capofabbrica che aveva avuto il coraggio o l'incoscienza di mettersi in proprio. Noi attualmente occupiamo 60 persone all'interno e 90 esternamente, ci sono 10 stilerie che lavorano per noi. Una forza e una volontà che nell'imprenditore si è via via affievolita fino al fallimento della Martelli e all'acquisizione della concorrente LT. Però la grinta di resistere e di ricominciare è rimasta nei dipendenti, forse l'ultima spiaggia prima che anche questo simbolo del miracolo nord-est venga cancellato. Adesso siamo qui e non abbiamo nessuna intenzione di mollare fino a quando loro hanno detto mercoledì. Se risposta non ci sarà mercoledì, noi siamo e abbiamo intenzione di andare avanti anche oltre e non ci fermiamo. Secondo noi questa fabbrica non deve chiudere. Qui si parla di gente che ha esperienza da tanti e tanti anni. Questa è la nostra seconda casa e questa azienda non va chiusa perché il lavoro c'è, i clienti ci sono loro che la vogliono chiudere per comodità, perché loro vogliono tenere la loro azienda aperta che è a Verona e vogliono far chiudere questa, perché i clienti ci sono e il lavoro c'è. Qui non si deve chiudere, è che loro hanno paura della concorrenza ed è per questo che chiudono questo, perché hanno solo paura, perché questa è una grande azienda. Ed ora andiamo a Vedelago, sempre nel Trevigiano, lungo i cantieri della Pedemontana, perché il continuo passaggio dei camion stanno mettendo a rischio la stabilità delle case del borgo di edificio.
Così una giovanissima telespettatrice ci ha chiamato chiedendo aiuto al presidente Zaia per la casa della nonna. Sentiamola. Lucrezia, ma ci hai chiamato tu? Sì. Perché? Perché volevo che si sistemasse questa cosa dei camion. Che è mia nonna. Perché sennò va giù la casa della nonna? Sì. E a te dispiace? Tanto. Siamo a Edificio, uno dei borghi tra Altivoli e Fanzolo. Case antiche quanto queste famiglie che da sempre hanno coniugato il lavoro prima con la terra e poi in fabbrica. Inizialmente in una delle prime filande della Serenissima, da cui il nome Edifizio, per via dell'enormità della costruzione dell'epoca. E questo potremmo definirlo uno dei primi quartieri operai della storia del Veneto, con tanto di chiesette per i precetti, visto che, a parte il santuario del Caravaggio, da qui la prima parrocchia è ben lontana. E la strada che portava al paese fino a qualche mese fa era relativamente tranquilla. Poi sono iniziati a passare i camion del vicino cantiere della Pedemontana e sono anche iniziati i guai. Lei qua all'acquedotto davanti a casa, quante volte sono venuti a rimettere a posto i tubi perché sono rotti dai camion? 2 volte, 3 anche. Cominciano alle 7 al mattino fino alle 5 la sera. E questi sono i vicini della nonna di Lucrezia che lamenta danni ben peggiori. Si sono aperti tutti i muri, e veniva dentro anche l'acqua ormai. Qualcuno hanno detto che ne passano 600 al giorno, io non so se sia vero perché non li ho mai contati, comunque è tutto un via vai continuo. Poi lì che mi metto a posto là, che si è anche rotto sopra là, dove appoggia sul muro. Intanto a metterci una pezza, meglio del cemento a presa rapida, ci ha pensato il figlio. Dall'anno scorso a quest'anno si è aperto quasi il doppio la crepa, per cui l'ho ripristinata io questo agosto quando ero a casa, ho chiuso un po' alla buona. Si vedeva fuori, Perché, dice nonna Marina, dopo una vita di ricordi cambiare casa proprio non ci pensa. Comunque la casa è vecchia, ma io vorrei che mi bastasse finché sono qua. Per la nipotina Lucrezia in fondo basta poco per accontentare la nonna. Di cosa chiede il governatore? Che passino almeno piano i camion. Bene, siamo al 4° giorno della mostra del cinema, protagonista George Clooney, giunto a Venezia con tutta la famiglia. Vediamo. George Clooney e Amal sono tornati a Venezia nel grande stile che li contraddistingue, questa volta però accompagnati dai loro gemellini Ella e Alexander, nati lo scorso giugno, vestiti da baby gondolieri in onore della città in cui la coppia si è giurata amore eterno nel 2014. George e Amal hanno lasciato giovedì la villa sul lago di Como per giungere a Venezia in vista dell'anteprima di Suburbicon, il film che Clooney ha diretto, con protagonisti l'amico Matt Damon e l'attrice Julianne Moore. Alloggiano tutti all'Hotel Belmont Cipriani alla Giudecca. La famiglia Clooney è arrivata a Venezia con tutti i comfort a seguito, portando il guardaroba della famiglia al completo. La prima cena della coppia è stata giovedì sera all'Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni, ma venerdì i Clooney sono tornati dall'immancabile ristorante da Ivo. Terminato l'acquazzone che ha colpito anche Venezia, George e Amal a bordo del taxi Amore condotto dal fedele motoscafista dell'attore sono stati accolti al ristorante. Clooney aveva prenotato ben 5 locali diversi in centro storico per sviare i giornalisti. Fiera di Pordenone ha raggiunto un traguardo importante, 70 anni di storia, a raccontare la nascita, lo sviluppo ed il futuro, una mostra allestita nel cuore della città. Vediamo. 1947-2017 sono 70 anni della Fiera di Pordenone, 70 anni di storia raccontata attraverso scatti, immagini, manifesti. Le prime foto rigorosamente in bianco e nero, poi piano piano lo sviluppo fino ad arrivare ad oggi, un traguardo importante. Significano 70 anni di lavoro fatti per la comunità, 70 anni di lavoro per lo sviluppo delle imprese e l'energia per tutto il territorio. Da Fiera Pordenone con il tempo si è trasformata in Pordenone Fiera SPA, diventando un tassello fondamentale per questo territorio, per sviluppare il business, le aziende, ma anche gli stessi prodotti alimentari, dell'artigianato e della manifattura. Nel nostro territorio, il territorio del nord-est, siamo una fiera molto attiva, presentiamo le eccellenze del nostro territorio, le presentiamo ai privati nelle fiere B2C ma anche B2B, presentiamo aziende ad altre aziende per sviluppare queste nuove tecnologie che noi a Pordenone attraverso le unioni industriali e attraverso l'artigianato eccetera
eccetera abbiamo in questa provincia, abbiamo in questo territorio. La mostra documentaria è stata allestita nel centro storico di Pordenone, nata nell'immediato secondo dopoguerra come vetrina delle attività cittadine, nel tempo allargato l'ambito di provenienza degli espositori. Ci siamo messi al lavoro andando negli archivi i più possibili e immaginabili per recuperare materiale iconografico, perché io credo molto nella fotografia. La fotografia indubbiamente ormai da circa 170 anni corre parallela al nostro percorso storico e quindi aiuta la memoria o addirittura risveglia la memoria. Un pezzo di storia ed un futuro, oggi tutto da scrivere. È un percorso al 90% fotografico, iconografico, però non venato di nostalgia, venato della necessità e della volontà di conoscere le proprie radici per affrontare il futuro, perché senza radici non c'è futuro. La mostra rimarrà aperta dal 2 al 20 settembre. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà di ripresa economica e soprattutto occupazionale alla luce degli ultimi dati Istat. In studio il segretario generale della CGIL Treviso Giacomo Vendrame ed il professor Vittorio Filippi, sociologo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Il vortice Poppea abbandona le nostre regioni e il tempo torna a ristabilirsi quasi ovunque. Previsioni del tempo per domenica 3 settembre. Sul Veneto diffusa parziale nuvolosità ma tempo generalmente asciutto salvo ultimi brevi rovesci al mattino sul Polesine. Temperature massime comprese tra i 18 e i 24 gradi, valori notturni attesi sugli 11-15 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Tempo in miglioramento anche su questa regione, sarà ampio il soleggiamento salvo più nubi e qualche residuo rovescio sui settori orientali. Temperature massime in calo tra i 19 e i 20 gradi, minime sui 13-15 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, addensamenti e qualche rovescio sui settori alpini di confine, prevale il tempo asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime attese sui 23-24 gradi, minime intorno ai 12 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali localmente forti sulla laguna di Venezia. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.